Noi oggi ci troviamo nella zona del Cartizze, nel cuore dell'area del Conegliano Valdobbiadene, e come potete vedere alle mie spalle siamo proprio in una zona in cui le rive, questi vigneti di pendenza, assumono una pendenza quasi, come si diceva, eroica, e la viticoltura di conseguenza viene definita eroica proprio perché tutti i processi che vengono eseguiti in vigna, dalla potatura invernale alla vendemmia, vengono fatti a mano praticamente. I viticoltori di Conegliano Valdobbiadene che lavorano queste rive lo fanno con passione e vogliono portare avanti ciò che è stato iniziato dai propri nonni o dalle generazioni comunque passate, che anche se non traevano talvolta alcun profitto dalla lavorazione di questi vigneti, hanno sempre comunque portato avanti la viticoltura in Conegliano Valdobbiadene, ecco. E quindi soprattutto anche noi giovani non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, e sicuramente ho piena fiducia che anche la nostra generazione continuerà a portare avanti sempre con la solita fatica, ma con la stessa passione e determinazione dei nostri padri, dei nostri nonni e insomma di tutti coloro che hanno permesso che l'anno scorso le nostre colline diventassero patrimonio UNESCO. Passeggiando tra le colline di Conegliano Valdobbiadene ed in particolare nella zona storica che va da Valdobbiadene fino al fiume Soligo, quindi comprendente anche i comuni di Vidor e Farra di Soligo, quindi nella zona proprio storica dell'area del DOCG, possiamo incontrare questi esemplari di viti centenarie, talvolta anche con più di 100 anni. È possibile identificarli innanzitutto dalla dimensione del legno, del fusto. Ne abbiamo un esempio alle mie spalle di questa vite che, per darvi un'idea, avrà un diametro di 20 cm dalla base fino a un'altezza di 3 metri e più. Nelle colline di Conegliano Valdobbiadene se ne trovano di tanti esempi sparsi qua e là nei vigneti. E talvolta, come abbiamo visto prima, queste viti hanno la capacità di isolare quelle parti di legno che si ammalano negli anni, di isolarle. Questo isolamento porta al disseccamento della parte malata e all'autoeliminazione di essa dalla vite. Quindi si possono anche riconoscere dal fatto che si svuotano proprio nella parte centrale e la linfa, quasi sembra per magia, miracolosamente continua a scorrere lateralmente alla pianta fino agli apici e comunque portando avanti il frutto. Sono esempi molto rari in altre zone e sono la testimonianza di quella che è stata la viticoltura per noi e la cura che c'è sempre stata in Conegliano Valdobbiadene in questi vigneti, ecco. È importante comunque salvaguardare questi vigneti perché una minor resa potrebbe anche portare all'abbandono nei casi più gravi di certi vigneti, perché quando la fatica è tanta e il ritorno economico non è sostenibile e comparabile con tutto questo lavoro che c'è dietro, andando avanti con gli anni rischieremo l'abbandono. E ricordiamoci che comunque sono queste colline che ci hanno portato a essere riconosciuti come patrimonio dell'umanità e quindi bisogna fare tutto quello che è possibile per salvaguardarle.